Quarta corsa dall'Arcoveggio, si passa dai 3 ai 4 anni e anche la distanza cambia, diventa doppio chilometro. Sono in 7 al via, 1 Flashpoint Coll, 2 Bellucci Rosso, 3 Forgido, 4 Freisa del Ronco, 5 Follia Wind, 6 Flor de Canela, seconda linea 7 Fanta Spritz. Bellucci Rosso favorito. Charles Schwarz in sediolo numero 2, macchina che accelera e stacca con Bellucci Rosso subito in grado di conquistare il comando. All'esterno ci prova Freia del Ronco che poi sbaglia. L'errore di Freia del Ronco lascia numero 4 Freia del Ronco indietro in seconda posizione Forgido, completati in 14,5 i 200 iniziali, con Bellucci Rosso in vantaggio nei confronti di Forgido, poi terza posizione per Follia Wind, ancora Fanta Spritz, Ford Canela e in coda Flashpoint Call. 38 per i primi 400 metri di gara, con Battistrada il favorito che ora gradua a piacere. Completa i primi 600 in 46,8 e tutti in fila indiana alle spalle di Bellucci Rosso quando siamo a metà della dritta delle scuderie che porta al completamento degli 800. Uno e 2 per i primi 800 metri di gara e dalla quarta posizione esce all'esterno Fanta Spritz. Fanta Spritz si trascina Flor de Canela dopo 1 chilometro in 1:17,7. Sempre a condurre Bellucci Rosso, si avvicina Fanta Spritz, lungo la corda è sempre Forgido, all'esterno invece un'altra pariglia formata da Follia Wind e Flor de Canela. Lontano invece Flashpoint Call. Comincia nuovamente ad allungare ora Bellucci Rosso quando siamo a 600 dall'arrivo. Già qui un 14,4 di parziale, intanto passa in seconda posizione Fanta Spritz. $400 all'arrivo con Bellucci Rosso in piena spinta, Flor de Canela cerca di avvicinare Fanta Spritz, più indietro c'è ancora Forgido, tanto ultima curva con Bellucci Rosso leader su Fanta Spritz, Flor de Canela e alla corda. L'errore improvviso di Bellucci Rosso lascia il comando così Fanta Spritz in vantaggio nel finale. Cerca di controllare l'arrivo di Forgido che finisce fortissimo e Forgido sul palo probabilmente stampa Fanta Spritz. Arrivo strettissimo anche questa volta, ma sul palo Forgido dovrebbe essere riuscito ad acciuffare Fanta Spritz. L'errore improvviso di Bellucci Rosso sulla curva conclusiva, vediamo le immagini al Raneti che ci vengono riproposte dalla regia, e Forgido che sul traguardo travolge letteralmente Fanta Spritz, mentre al terzo finisce Flor de Canela. Successo quindi a sorpresa per Forgido, Sandro Miraglia in sediolo, lo stesso Sandro Miraglia al training per conto del signor Iman Andrea Colombari.